Manildo toglie le panchine come Gentilini, accade in Viale Montegrappa, dove evidentemente il sindaco, dopo essersi reso conto di come la panchina in questione ostruisse il già stretto passaggio pedonale di fronte al condominio Speranzon, da stamane l'ha fatta rimuovere. Ma non basta. Sempre stamane per poco due commercianti non si azzuffavano per un improvviso posto di carico e scarico comparso davanti al lavasecco e scomparso invece dal vicino fiorista. A sedare la rissa, l'intervento provvidenziale del benzinaio. È un parcheggio che era nato ad uso di tutti questi negozi, perché si entrava da questa parte, si arrivava qua e c'erano i due paletti dove adesso vedete i coni. Fino a ieri. Questo fino a ieri, perché questa mattina abbiamo trovato questa novità per cui i due paletti all'entrata dall'altra parte sono stati messi di qua. È una cosa stranissima, non riusciamo a capire il motivo, anche perché si trova proprio davanti a uno dei pochissimi esercizi commerciali che non hanno sottoscritto la nostra lista di protesta. Protestano i commercianti, ma soprattutto i residenti imbufaliti, quelli del condominio Speranzon, che non possono entrare né uscire di casa senza rischiare di essere investiti dai ciclisti, e per questo hanno firmato una petizione di protesta che porteranno in comune. Come metti il piede fuori sei in pericolo. Chi abita in questo condominio? 12 famiglie con persone anziane, ci sono bambini piccoli anche. Come potevano pensare che 50 centimetri bastassero, ma pochi centimetri bastassero, perché noi, insomma, e comunque si deprezzano anche le case in questa maniera, perché voglio dire, chi vuole comprare una casa dove mezzo metro dopo passano biciclette e hanno ragione loro, se passano abbiamo torto noi che ci viviamo e dobbiamo qui vivere e convivere. E mentre gli studenti si affannano a scendere dai bus ostacolando di fatto il passaggio ai ciclisti, sui social impazzano le foto dell'assessore Michelan che passa in bici ma fuori dalla ostruita pista ciclabile. C'è poco spazio per entrare ed uscire, ci sono persone, ci sono bambini, ci sono disabili, c'è gente con passeggini e carrozzine, non vedo come possano passare in questa ristrettezza pedonale.